Si avvicina l'ora dell'esecuzione per i 9 stranieri condannati a morte in Indonesia per traffico di droga. La magistratura non intende sentire ragioni e i parenti dei condannati hanno cominciato ad affluire sull'isola prigione dove sono rinchiusi i prigionieri. Un avvocato della difesa mostra però la sua indignazione. Come si può condannare qualcuno sapendo che ci sono dubbi sulla sua innocenza? Dice. Perché le autorità hanno questa fretta per l'esecuzione e non possono attendere un po'? In realtà ci sono voluti 10 anni per arrivare a sentenza e Giacarta non intende perdere altro tempo. L'unica speranza al momento è per il 10° condannato, il francese Serge Atlaoui. Non si conosce la data della sua esecuzione e il suo caso è stato finora quello che ha mostrato le falle maggiori. La speranza dei familiari è che Giacarta voglia tornare sulla propria decisione. Thank you.